Ottava e ultima tappa di Cavalli in Villa. Il gran finale del format di successo promosso da Fise Veneto si è svolto in provincia di Verona, nella maestosa Villa Boschi, dimora settecentesca raffinata e di pregio, immersa nel verde della campagna di Isola della Scala. Protagonisti della 3 giorni di eventi, dall'alto profilo sportivo e culturale, le discipline del polo e dell'horseball. Ritengo che sia una disciplina meritevole di attenzione, poiché anche oltre confine è molto seguita, molto partecipata, e quindi auspichiamo con il lavoro costante, con l'impegno nel tempo, di riuscire a portarla tra le discipline che maggiormente vengono seguite all'interno della nostra regione. Siamo molto contenti di portare il polo a Cavalli in Villa, è stato un lavoro molto impegnativo. Però oggi qui a Villa Boschi, dove c'è un campo eccezionale, dove si sono giocati anche campionati italiani di polo nel 2015, oggi portiamo il polo, un livello non agonistico, perché la stagione di polo è finita, però siamo qui per rappresentare la nostra disciplina equestre, di cui siamo molto orgogliosi. Insieme al polo anche l'horseball sta riscuotendo un numero crescente di appassionati in Veneto. I giocatori hanno così mostrato i tiri principali e le azioni di gioco, entusiasmando il pubblico. È con grande orgoglio che vedo la crescita dell'horseball nella nostra bellissima regione che è il Veneto, che siamo ripartiti 6 anni fa e vediamo qua il secondo trofeo Veneto, dove c'è questa crescita dei ragazzi, l'entusiasmo per portare avanti questa bellissima disciplina e grande volontà da parte di tutti di riuscire a creare questo sport di squadra per la crescita sia dei ragazzi che dei nostri bellissimi centri ippici. Grande emozione poi per uno spettacolo che ha messo in scena un connubio davvero particolare e, a pensarci, nemmeno poi così inusuale. L'arte della lirica ha incontrato la magia del teatro equestre in una rappresentazione unica con i talenti di queste due arti, coordinati dal soprano Katia Ricciarelli, madrina di Cavalli in Villa. E per me è stata un'emozione incredibile, arrivare qui e mescolare la musica con il cavallo, con i cavalli, con questi giovani, questi ragazzini, questi non più ragazzini, con musica lirica. Insomma, davvero è una esperienza incredibile. Questo dimostra che dobbiamo stare tutti uniti, perché l'arte veramente abbraccia tutto. Se si fa col cuore, la passione veramente abbraccia tutti e tutto. Ho avuto l'onore, il grandissimo onore di lavorare e duettare con la grandissima Katia Ricciarelli. È indescrivibile l'emozione che ho provato. Lavorare con artisti di questo calibro e, come dicevo prima, arte ed arte non può che essere solo un successo. E devo dire che è stata un'esperienza formativa molto importante per i nostri allievi e i risultati si sono visti, proprio la crescita anche in quest'anno, in tutte le tappe, fino ad arrivare ad oggi, che con gran successo abbiamo coronato anche per questi ragazzi un bellissimo momento e una grandissima soddisfazione per il lavoro che è stato fatto. Altro grande protagonista di Cavalli in Villa è stato il teatro equestre. In questa tappa di Villa Boschi, infatti, la finale del talent dedicato ai giovani con numeri appassionanti e toccanti. Non è mancata, come ormai consuetudine di Cavalli in Villa, la presenza del pullman della Polizia di Stato per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale con la fondazione Gaia von Freyman. Con la morte di mia figlia ho dovuto trovare la motivazione per andare avanti. Ho costituito questa fondazione che mette a disposizione gratuitamente gli avvocati, sia la parte civile, penale e anche peritale, e anche il sostegno psicologico per le famiglie vittime della strada. E così con questa fondazione adesso vado nelle scuole e racconto la mia storia, la storia di mia figlia, cercando di sensibilizzare i ragazzi, cercando di fargli capire che la vita è preziosa.
Nella barchessa di Villa Boschi spazio ad approfondimenti e riflessioni sul tema della disabilità e degli effetti benefici che il cavallo e l'equitazione possono davvero donare. È il primo di una serie di incontri che intendiamo proporre da qui a tutto l'inverno, con la finalità di non solo condividere le esperienze, progettare insieme e sensibilizzare le istituzioni su degli interventi proprio pratici. Non serve fare chissà che cosa, ma ci devono essere delle azioni concrete volte a supportare ovviamente le famiglie, volte a supportare le strutture che con competenza, serietà e costanza si attivano con le attività assistite con il cavallo. Orgogliosi perché abbiamo potuto ospitare uno spettacolo di grande livello, abbiamo unito cultura, sociale, territorio e poi per cercare di mettere assieme tutte queste componenti che fanno la differenza particolarmente al giorno d'oggi. Abbiamo visto molti ragazzi, famiglie, giovani anche con disabilità, però quanto è importante il mondo equestre, quanto è importante il cavallo per tutti quanti, perché chi trova un cavallo trova veramente un amico e direi un amico sincero. Grandi momenti di sport, intrattenimento per tutti i gusti, spettacoli, mostre e convegni. Si chiude così il sipario sulla seconda edizione di Cavalli in Villa, iniziata ad aprile al Parco Ippodromo di Lonigo, proseguita con ben 2 weekend a Villa Marignana e al Centro Equestre Veneto di Mogliano, e ancora a Villa Spineda Gasparini Loredan di Volpago del Montello, a Villa Bassi ad Abano Terme, la tappa in Valpolicella dedicata al turismo equestre e la conclusione a Villa Boschi. 8 tappe, una più bella e ricca dell'altra. L'appuntamento ora è a Fieracavalli per la presentazione ufficiale della prossima edizione di Cavalli in Villa, la terza, che saprà certamente stupire ed entusiasmare, se possibile ancor di più.